Spoštovani, spoštovane, draga Erika, Jan in Dimitri, draga Vida, drage prijateljice in prijatelji, dragi vsi Alešovi. Veliko raje bi se v tej dvorani zbrali ob filmski predstavi, pred katero bi se nam Aleš z njegovo zadržano eleganco in nekaj pronicljivimi mislimi, začinjenimi s kančkom črnega humorja, uvedel in popeljal v magični svet gibljivih podob. Tvoj uvod bo umanjkal. Zato besede danes tečejo v nasprotno smer k tebi, dragi Aleš. Cari amici, cara Erika, cari Jan e Dimitri, cari Vida e familiari. Preferiremo di gran lunga riunirci in questa sala per la proiezione di un film, sapientemente introdotto da Aleš, che con la sua sobria eleganza e i suoi pensieri acuti e spezzati con un tocco di umorismo nero ci avrebbe accompagnato nel magico mondo delle immagini in movimento. Le tue introduzioni sono venute a mancare, quindi oggi le parole scorreranno nella direzione opposta, a te, caro Aleš. Da un giorno all'altro hai preso le redini del Kino Atelier dal tuo maestro Darko Bratina e non solo lo hai mantenuto l'associazione sulla scena, ma hai anche dato un contributo decisivo al suo sviluppo. Assieme ai collaboratori hai trasformato l'associazione in un nucleo polivalente per progetti interculturali che oggi opera su entrambi i lati del confine. La sua visibilità e il suo prestigio non si limitano all'ambito professionale del cinema o nei confini della comunità slovena in Italia. No, l'hai aperto al mondo. Dai primi passi dell'attività del circolo e con la dedicazione alla riflessione cinematografica hai trasformato la collaborazione assieme ai tuoi collaboratori in un nucleo produttivo dove sono stati realizzati film documentari e preziose pubblicazioni che hanno registrato in modo indenebile la ricchezza della nostra vita lungo confine. Come produttore hai contribuito alla realizzazione di decine di opere audiovisive. Come membro di numerose commissioni di esperti hai attivamente collaborato alla creazione di strumenti per il sostegno e lo sviluppo del cinema del Friuli Venezia Giulia, ricordando costantemente che la cultura slovena e il cinema sloveno sono a casa qua e con noi, in quanto membri della minoranza slovena, dobbiamo essere parte integrativa. E allo stesso modo, dall'altra parte, quando mostravi ai nostri colleghi della Slovenia centrale la ricchezza della cultura slovena che è a casa qua, oltre il confine, qua in Italia, con responsabilità e con una precisa visione, hai posto le basi dell'associazione Palazzo del Cinema Hiša Filma a Gorizia, che grazie a te può vantare di essere l'unica mediateca bilingue nella nostra regione. Čez noč si prevzel vajeti Kino Atelier od svojega učitelja Darka Bratine
in društvo ne le obdržal na sceni, temveč odločilno prispeval k njegovi nadgradnji. Sodelavci si ga razvijal v večnamensko jedro za multikulturne projekte, ki danes suvereno deluje na obeh straneh meje. Njegova prepoznavnost in veljava se ne zaustavi v ozkih strokovnih filmskih krogih ali teritorialnih zamejitvah Slovencev v Italiji. Ne, odprl si ga v svet. In začetnih korakov klubskega delovanja in posvečanja filmski refleksiji, v prvi vrsti promociji slovenskega filma v Italiji, si Kinoatelje skupaj s sodelavci konec 90-ih preobrazil v produkcijsko jedro, kjer so se razvijali dokumentarni filmi, pa tudi dragocene publikacije, ki so neizbrisno zabeležili bogastvo našega življenja ob meji. V vlogi producenta si pripomogel k realizaciji več desetin audiovizualnih del. Kot član številnih strokovnih komisij si aktivno soustvarjal filmsko krajino v deželi Furlaniji Julijski krajini, znotraj katere si vztrajno opozarjal, da je tu doma tudi slovenska kultura, slovenski film, da moramo kot pripadniki slovenske manjšine biti enakopravni del le-te. In podobno na drugi strani, ko si kolegom v osrednji Sloveniji odkrival bogastvo slovenske kulture, ki je doma onkraj meje, tu v Italiji. Odgovorno in z vizijo si krojil politiko vzpostavitve združenja Hiša filma Palazzo del Cinema v Gorici, ki se prav po tvoji zaslugi lahko ponaša, da je edina dvojezična mediateka v deželi. Nemogoče je v par vrsticah zaobjeti dragoceno dediščino, ki si nam jo zapustil, seznam bi bil neskončen, nepregleden in zato bo še čas. Danes bi najprej radi povedali tebi in tvojim najdražjim, kako močno si del nas, kako nam ostajaš v navdih. Živo vtisnjeni v nas ostajajo fragmenti neskončnih, vročičnih pogovorov, ki smo jih skupaj doživeli v Kino Kaverni. Na srečanju, ki je pred dobrim mesecem potekalo preko spletne povezave, se žal nismo zavedali, da bo to naše zadnje druženje. Ko bi vedeli, bi ga drugače zavrteli, pozabili bi na protokolarne obveznosti in se zgolj sprostili v spontanem kramljanju. Vedno odprt za pogovor, z lahkoto si se razgovoril, a največkrat si poslušal. Dobro si znal poslušati in zato si na koncu vedno našel pravi namig. Rešitev, pa če tudi začasno. Znal si ubesediti naše misli, bil si odličen v moderiranju, prav hitro smo se lahko znašli v nevihti možganov, kjer si suvereno in umirjeno lovil misli in strategije, politike, ki so se rojevale in spreminjale sproti, razraščale. Ko nisem vedela, kako to zapisati, si navadno rekel: ti mi samo vrži dol grobo idejo, lahko jaz to nadgradim. Do jutri imaš na mailu. Seveda ni bilo vedno do jutri, rad si izzival zadnje oddaje, do zadnjega nisi izpustil, a je prav zato vse, kar je bilo oddano, imelo rep in glavo, bilo povedano ravno prav in ravno dovolj. Bil si natančen, dosleden, pozoren do detajlov. Ure in ure smo pilili tekste za besedila v katalogih, publikacijah ali medijskih sporočilih in sočasno je že potekal prevod in lektura, vse skupaj. Takrat je na plano privrel tvoj profesorski duh, strog, zahteven, a hkrati tudi radoveden za sveže premisleke. Naučil si nas, kako pomembno je poiskati pravo besedo, da bomo drugemu jasno prenesli našo misel, jo pravilno umestili v kontekst. Vsa naša komunikacija je bila dosledno dvojezična, četudi nas nihče ni v to silil in nam je bilo včasih v zamejskih krogih celo krivo očitano, da smo s tem premalo slovenski. A ti si dobro vedel, da se ne rabimo zapirati v lastne kletke, da lahko samo v dialogu z drugim izrazimo svojo pravo kulturno identiteto.
V tebi je prekipeval raziskovalni duh. Radovedno si opazoval vse okrog sebe in velikodušno si nas zalagal svojo načitanostjo. Kamorkoli smo prišli, na katerikoli festival ali srečanje, v katerikoli mesto smo vstopili od Bruslja, Trsta, Rima, Torina, Ljubljane in daleč naokrog, si nam ga želel razkazati najprej. Ob zgodnjih jutranjih urah, ko smo se vračali iz zadnjih polnočnih projekcij ali sredi belega dne. Namignil si, veš, tu se pije najboljša kava. Če iščeš dobro knjigo, le vstopi sem. Ne pozabi, tu ima sedež ta in ta institucija. To pomlad sva se znašla v Rimu. En sam intenziven dan, a tako neskončen, nabit do zadnjega diha. Ko smo opravili na Ministrstvu za kulturo, smo si privoščili prigrizek in tudi tu si bil nadvse pozoren pri izbiri. Želel si mi razkazati lokalno kulturo in vse, kar moram izvedeti o Rimljanih, da se bom naslednjič, ko se vrnem v Rim, počutila samozavestnejšo, da bom vedela, kam zaviti in kako se pogovarjati z njimi. Takrat še šibak, a odločen, da mi razkriješ Rim, si me popeljal na potep, ki je trajal vse do pozne noči in me velikodušno zalagal s sočnimi podatki iz zgodovine umetnosti. Vmes sva vstopila na razstavo Inferno v Scuderie del Quirinale, ki nam je pustila neskončno iztočnic za pomenljive debate o tem, kaj je v življenju najpomembnejše, kako polno, svobodno ga živimo, če to znamo. A debata je vedno, prej ali slej, pristala pri Klinoateljeju. Kam in kako želimo pluti naprej? Kaj so naše vizije, katero strateško potezo še moramo storiti? In tako je projekt Vzhod-Zahod, meja skozi film in zgodovino, zaradi katerega sva takrat pristala v Rimu, postaja vsako uro bolj opredeljiv, vse bližje nam. Ko ga bomo s kolegi razvijali naprej, bom vanj po svojih močeh poskusila vgnesti vse znanje, poudarke, ki si jih počrtoval, ko smo se učili razumevanja, kaj je to življenje ob meji. Kaj je sožitje in sobivanje? Kako razbirati in spoštovati drugega? Ja, o tem in vsem drugem si vedel ogromno. Tvoja intelektualna širina nam bo odpirala obzorja. Močno te pogrešamo. Izgubili smo kapitana, trden in pokončen steber, varno zavetje. A vemo tudi, da se bomo v senco, ki se razprostira izpod tvoje krošnje, lahko zatekli kadarkoli bo potrebno. Tvoja intelektualna zapuščina je tako zelo bogata in raznovrstna. Ostaja nam navdih in kompas za bodoča potovanja in raziskovanja. Zasejali smo prvo seme in odprli sklad za mlade ustvarjalce in raziskovalce na področju avdiovizualne kulture, kjer želimo mlade iz domačega okolja spodbujati k razmišljanju izven okvirov. Ci manchi tanto. Abbiamo perso il nostro capitano, la colonna portante, il porto sicuro. Ma sappiamo anche che potremo rifugiarci all'ombra del chioma del tuo albero ogni volta che sarà necessario. La tua eredità intellettuale è così ricca e varia, ma ci rimane l'ispirazione e una bussola per i futuri viaggi e le esplorazioni. Abbiamo piantato il primo seme e costruito un fondo per il sostegno di giovani autori e ricercatori nel campo della cultura audiovisiva, con il quale desideriamo incoraggiare i giovani nel nostro territorio a riflettere fuori dai schemi. Caro Aleš, grazie per tutto quello che hai condiviso con noi. È difficile dire addio, quindi
vorrei concludere con un tuo pensiero. Chi non garantisce il futuro vive e lavora invano. Non abbiamo creato archivi, biblioteche e musei per il passato, ma per il futuro. Solo il futuro può preservare una comunità come lo è anche la comunità slovena in Italia. I nostri antenati hanno investito nella loro modernità e hanno creato un patrimonio. Come loro, investiamo anche noi in presente, in un nuovo patrimonio per il futuro. Il presente è una discesa tra il tempo passato e quello futuro. Così anche tutta la nostra vita è una breve e fugace sosta su un passo di montagna che possiamo catturare con le immagini in movimento, lievi, durature, efficaci. Hvala, Aleš. Hvala za vse, kar si delil z nami. Težko se je posloviti, zato bi za konec dala besedo tebi in zaključila s tvojimi mislimi. Kdor ne zagotavlja bodočnosti, živi in deluje za manj. Tako arhivov, knjižnic, muzejev nismo ustvarili zaradi preteklosti, ampak za bodočnost. Le bodočnost lahko ohrani skupnost, kot je tudi naša skupnost Slovencev v Italiji. Naši predniki so vlagali v svojo sodobnost in so tako ustvarili dediščino. Kot oni, tudi mi vlagajmo v sedanjost, v novo dediščino za bodočnost. Sedanjost je le sestop časa med preteklostjo in bodočnostjo. Tako je tudi vse naše življenje kratek postanek na prelazu, kratek in minljiv, ki ga lahko zapišemo v gibljive podobe. Rahle, trajne, učinkovite. Kot vsi dobro vemo, je Aleš pripadal več sredinam, pustil svoj pečat na številnih področjih, zato vas vabim, da v zadnjem pozdravu prisluhnemo še prijateljem in kolegom. Aleš era attivo in molte realtà e ha lasciato la sua impronta in molti campi, perciò vi invito di ascoltare i suoi amici e colleghi in quest'ultimo saluto. Saranno con noi anche Boris Peric, vodja uprave Transmedije, predstavnik SKGZ-ja, presidente della Transmedia e rappresentante del SKGZ, Unione Culturale e Economica Slovena, da Gorizia, Piero Colusi, ustanovni član, fondatore del Cinema Zero e del Festival Giornate del Cinema Muto, dal Pordenone, Milena Padovan, nekdanja dolgoletna predsednica Glasbene matice, l'ex-presidente della Glasbena matica da Trieste, e Daria Betocchi, professoressa, pubblicista, traduttrice, professorica, pubblicistka in prevajalka. Dragi Aleš, ni lahko se posloviti od prijatelja, s katerim si sodeloval več kot 40 let. Spoznali smo se v začetku 80-ih let na šolah pri Smreku, ki ga je takrat vodil in ustanovil drugi intelektualec, ki nas je predčasno zapustil, Ivan Sirk. Od takrat smo začeli delati skupaj v različnih sredinah, v različnih organizacijah, v naši goriški skupnosti. In tvoj prinos je bil vedno zelo konstruktiven
inteligenten. Vedno si bil in si dal nekaj tvojega, vedno si dal nekaj pametnega, vedno si prispeval s tvojim končnim nasmehom. Novico nismo pričakovali. Še do par tednov nazaj sva sodelovala na eni okrogli mizi v spomin na prijatelja Darka Bratino, ki ga je organiziral Goriški lok. Organizacija, v kateri sva sodelovala v letih 80, organizacija, ki je skušala iti čez mejo, organizacija, ki se je udejanila in ki je ustvarjala v ulici Kroče, v znameniti ulici Kroče, kjer je deloval kinoatelje, če se spomnite, v pritličju na desni strani, potem v prvem nadstropju, kjer smo preživljali ure in ure, večere, noči, in kot je rekel Darko, in se bomo vedno spomnili te fraze, in smo vedno čakali do jutra. In to čakanje do jutra nas je pripeljalo do tega danes, Aleš, da se moramo od tebe posloviti. Caro Aleš, non è facile, dopo 40 anni, salutarti, dopo aver iniziato più di 40 anni fa a collaborare nelle varie realtà che giravano a Gorizia. Hai cominciato con il tuo amico Ivan Sirk a costruire un circolo associativo SMREC, giovanile quella volta. Avevamo tutti sui 18, 20, 21 anni. Poi successivamente insieme con noi, ti sei sviluppato e hai preso in mano il Kino Atelier. Ma quello che più mi rimane un nodo alla gola è che abbiamo collaborato ancora un paio di settimane fa a una tavola rotonda a ricordo di Darko Bratina, organizzata dal Goriški lok, che era un'associazione che abbiamo costituito negli anni '80, inteso Goriški lok, l'arco goriziano, inteso come associazione che superi le frontiere, che superi le diversità della Gorizia. E con il tuo contributo hai sempre partecipato in maniera estremamente attiva, portando il tuo valore aggiunto intellettuale, ma quello che più era interessante nel tuo apporto era sempre stato un rapporto intellettualmente critico, con alla fine il sorriso. Poi negli anni 90, insieme con la nostra generazione, ci siamo inclusi nella comunità economica, nell'Unione Culturale e Economica Slovena, nella Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Eravamo giovani anche quella volta, prima degli anni 90. Abbiamo preso in mano un'organizzazione per darle una continuità, per creare un qualcosa di nuovo, per creare un modo nuovo per vivere la komunita slovena Gorizia. V 90-ih letih potem smo se vključili kot generacija v Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo. Takrat smo bili še mladi, malo naivni, ampak z jasno vizijo, da v tem mestu dodamo in valoriziramo slovensko prisotnost in valoriziramo slovensko skupnost v tem mestu. Jaz mislim, da Slovensko kulturno-gospodarski zvezi smo dali ogromno in predvsem si prispeval ti s tvojim doprinosom, ne samo kot eden od članov, ampak eden kot vidnih članov. Takrat si prevzel tako vodilno mesto v goriških pokrajinskih odborih, v izvršnem odboru in v raznih odborih, ki so se takrat, ki jih imela Slovenska kulturno-gospodarska zveza na področju kulture in izobraževanja. Seveda, delo za skupnost si dojemal kot eno obvezo. Delo za skupnost si dojemal kot eno nujo za pripadnika slovenske skupnosti na Goriškem in to je bilo tisto, kar je vedno v bistvu zaznamovalo to tvoje delo in s katero si nas tudi vedno spodbujal. V kulturnem domu smo te vedno imeli pri različnih okroglih mizah, pri različnih prireditvah. Nepozabni so filmski večeri, ki so se dogajali v kulturnem domu. S filmom je kulturni dom postal del Gorišče, s filmom je kulturni dom odprl vrata tudi italijanski skupnosti, če se spomnite, v začetku 80-ih let, in s filmom je v bistvu Italija spoznala tudi slovensko filmografijo. Četrtkovi večeri in film in videomonitor so del naše goriške zgodovine. Nel culturni dom la tua presenza era praticamente una costante non soltanto nelle attività legate all'attività cinematografica, ma una costante nelle tavole rotonde, una costante nelle varie serate. Gli avvenimenti legati alla presentazione della filmografia slovena sul mercato italiano
sono passati alla storia. Il film video monitor degli anni '80 sono stati uno strumento per aprire al mercato italiano la conoscenza della filmografia jugoslava e slovena di allora. Ma non solo, attraverso il film, attraverso l'attività cinematografica del Kulturni-Dom, il Kulturni-Dom si è aperto alla città e la città ha conosciuto il Kulturni-Dom, perché sono stati gli avvenimenti, cioè le serate del giovedì sera sono state le serate con il quale il Kulturni-Dom si è aperto alla città di Gorizia e la città di Gorizia ha conosciuto il Kulturni-Dom. E poi c'è la Transmedia che ha realizzato questo progetto, la Transmedia che ha realizzato dal 91, sono 31 anni che ha realizzato il progetto della Casa del Cinema, che si è concluso con il progetto della Casa del Cinema. In Potemje Transmedia nastala kot podjetje iz kinoateljeja, da samo kulturne dejavnosti naredimo tudi nekaj na gospodarskem področju. In tudi tukaj z vizijo našega mentorja Darkota, ki nam je vedno pravil, da je treba imeti več gospodarstva v kulturi in več kulture v gospodarstvu. Mi smo to udejanili, skušali udejaniti, oziroma še danes udejanjamo naprej za dejavnosti te družbe, ki se je v tem času razširila. Dovolite mi tudi, in dovoli mi, Aleš, da se danes spomnim tudi drugih, ki so z nami ustanovili to družbo in ki danes jih ni več. Spomniti se moramo še na Mirota Kuzmina, na Borisa Lutmana, na Đorđeta Benso in na Darkota Bratina. Skupaj tudi z njimi smo to zadevo ustvarjali, razvijali in jo pripeljali na to, kar je danes. Na koncu še Hiša filma. Hiša filma je v bistvu povezovanje vseh teh dejavnosti, ki si jih tudi ti prispeval in ki si jih v bistvu skupaj z nami ustvarjal. Klubska in festivalska dejavnost pri Združenju idej in pri Kinoateljeju, študijska in arhivska dejavnost v medioteki in v univerzitetnih dejavnostih, tako v Damsu tukaj, kot čez mejo na akademiji, in potem še poslovno-podjetniška dejavnost, kar pomeni kinematografija, prodajanje filmov in tudi ustvarjanje filmov, producijska dejavnost. Poi c'è il progetto della Transmedia. Il progetto della Transmedia è stato un po' l'uscire dall'attività soltanto culturale per creare anche un'attività imprenditoriale ed è uscito come progetto del Kinoatelier 31 anni fa. Dovrei oggi ricordare anche altri che hanno partecipato a questo progetto fin dall'inizio e che non ci sono più. Miro Kuzmin, Boris Lutman, Giorgio Bensa e chiaramente anche Darko Bratina. È stata la realizzazione dell'idea di Bratina di trasformare, di dare più cultura all'attività economica e più attività economica alle attività culturali. E con questa idea nasce questa società 31 anni fa, che poi ha avuto il suo coronamento nell'istituzione del Palazzo del Cinema, Hisha Film, associazione che riunisce un po' tutte queste realtà che si sono sviluppate dalla nascita del Kinoatelier fine anni 70, che si sono sviluppate fino ad oggi e che riuniscono le attività dei circoli associativi insieme con i festival, Kinoatelier e l'Amidei, che riuniscono l'attività formativa insieme con l'attività archivistica nella Medioteca, nel DAMS e con l'Accademia dell'Università di Nova Gorizia qua oltre confine, e che cercano di dare anche un'attività, cioè che riuniscono anche le attività economiche e professionali con la produzione cinematografica e con le proiezioni nell'ambito delle sale del Kinemax di Gorizia. Dragi Aleš, pozdravljam te v imenu vseh, s katerimi smo sodelovali v vseh teh letih. Pozdravljam se v imenu vseh teh, ki smo sodelovali v Goriškem loku, v SKGZ-ju, Kulturnem domu, Transmediji, Hišo filma. Pozdravljam te v imenu vseh prijateljev. Spomin nate bo tvoj nasmeh na dvoru Darka Bratine, kateremu si dal ti ime. Dvor Darko Bratine je tvoja realizacija. Ti si mu dal ime Dvor Corte Darko Bratine. Caro Aleš, ti saluto a nome di tutti gli amici con i quali abbiamo collaborato in tutti questi anni, nell'ambito del Goriški lok, nell'ambito della Unione Culturale Economica Slovena, del Kulturni Dom, della Transmedia, del Palazzo del Cinema Hisha Filma. Il ricordo di te sarà sempre un ricordo del tuo sorriso nella corte Darko Bratina. Quando ci trovavamo qua davanti ci accoglievi sempre con il tuo grande sorriso. E proprio la definizione di Dvor Corte Darko Bratina non è tua idea, è un tuo
ultimo saluto al tuo mentore Darko Bratina. Draga Jan in Dimitri, draga Erika, draga Vida, iskreno sožalje vam in vsem ostalim sorodnikom. Boste podedovali tudi en delež te družbe. Boste postali tudi vi člani te naše transmedije. Bodite ponosni na Aleša, bil je zares čudovita oseba. Io porto una testimonianza che va ad integrare quello che Boris ha fin qui raccontato, cioè il passaggio ulteriore delle tante cose che Aleš ha fatto, allargando il raggio d'azione. Porto la testimonianza di quelle associazioni che sono Cinema Zero, da cui provengo io, ma dalla Cineteca del Friuli, qui con noi c'è anche Livio Jacob, la Cappella Underground rappresentata da Daniele Terzoli, e poi il Cinema Visionario e il Festival del Cinema Asiatico di Udine. Insomma, il mondo della nostra regione, che proprio 40 anni fa, quando ci siamo conosciuti con Aleš, e vedere questa bellissima fotografia rende le cose più difficili, abbiamo cominciato da ragazzi, da grandi appassionati di cinema, a fare in modo che cominciassimo a parlarci. Il cinema in regione era considerato molto poco dal palazzo, dalle istituzioni. Abbiamo dovuto fare molta fatica a farci strada, a farci riconoscere, ad avere i finanziamenti, per cui abbiamo cominciato abitualmente a incontrarci. Ci trovavamo una volta a Pordenone, una volta a Udine, una volta a Gorizia, a Trieste. Aleš c'era sempre, perché lui rappresentava una cosa che voi qui conoscete molto bene, rappresentava il mondo sloveno italiano, perlomeno nel mondo del cinema, e la sua presenza per noi è stata, come dire, uno stimolo ed è stata una presenza molto importante. Aggiungo anche, mi prega di scusarsi per non poter essere qui con noi oggi, Gianni Torrenti, gli amici della Cappella Underground come Rosella Pisciotta, con cui Aleš ha avuto sempre rapporti importanti, come il Teatro Miela. Questo mondo è cresciuto e il Kino Atelier faceva parte di questo mondo. Siamo cresciuti insieme, facendo sì che una passione diventasse anche, come ha appena ricordato Boris, lavoro per tanti giovani, diventasse una cosa istituzionale. La cosa più importante, e sulla quale Aleš ha avuto un compito, un ruolo importante, è che all'inizio degli anni 2000 abbiamo avuto, così anche legati al fatto che io sono diventato consigliere regionale, l'ardire di pensare che il cinema meritava in questa regione una legge, un riconoscimento che fino allora non c'era. Il cinema è sempre stato considerato non arte, prima c'era il teatro, la musica, il cinema era solo e soprattutto divertimento. Invece voi e noi sappiamo che non è così. Abbiamo lavorato 2 anni in una commissione di cui Aleš faceva parte assieme a un'altra decina di amici, ed è nato questo progetto che oggi possiamo vedere con i nostri occhi, che a Gorizia significa una mediateca bellissima, significa un palazzo del cinema invidiabile come questo, un rapporto con il mondo della scuola, con le istituzioni che si è via via consolidato, e tutto questo ha avuto una replica in tutte queste città che vi ho appena ricordato. A Pordenone c'è Cinema Zero, a Udine c'è il CEC con il suo festival, con la sua mediateca, a Trieste c'è la Casa del Cinema, che è una istituzione straordinariamente che mette insieme tanti festival, tante associazioni, e ovviamente Gemona del Friuli con la Cineteca, che fa un po' da conservatore di tutto questo patrimonio straordinario. Pensate che in Italia un'altra realtà così articolata e che dialoga
e che lavora insieme, eccetera. Non esiste. Quando a noi capita di raccontare queste cose in giro per l'Italia e non solo, ai tanti ospiti che arrivano, stentano a crederci, perché siamo tutte città piccole, siamo un mondo di frontiera, e il contributo di Ales è stato proprio questo, quello di fare in modo che questa frontiera venisse superata, che il tema della multiculturalità appartenesse sempre alla nostra attenzione nelle cose da fare. Abbiamo cominciato, grazie al Kino Atelier, a vedere i film sloveni, a vedere prima ancora i film jugoslavi, ma soprattutto i film sloveni. Di questo noi abbiamo un grande debito. Oggi la Slovenia è parte dell'Europa ed è una nazione molto, secondo me, molto più, molto più attiva, che ha molta più voglia di fare, eccetera, della nostra Italia. Noi siamo un po' stanchetti negli ultimi tempi. Voglio chiudere questa brevissima testimonianza ricordando altri due amici che se ne sono andati troppo presto. È stato prima ricordato più volte Darko Bratina. Noi vogliamo ricordare anche un amico di Nova Gorica che è Silvan Furlan, un grande appassionato di cinema, che fin tanto che ha potuto ha fatto assieme ad Ales un lavoro straordinario. Noi adesso abbiamo il compito di non dimenticare Ales, di non dimenticare tutto questo lavoro che è stato fatto, e dobbiamo, appunto, come è stato appena ricordato, fare tutto questo per i giovani. Io ho conosciuto oggi i due ragazzi di Ales e di sua moglie, e loro hanno necessità, hanno bisogno, hanno il diritto di poter continuare ad avere le stesse passioni che abbiamo avuto noi. Eravamo molto giovani quando abbiamo cominciato. Ales so che avrebbe fatto 63 anni fra pochi giorni. Adesso abbiamo una certa età, però ci sentiamo dentro giovanissimi. Grazie. Alešu je bila ljubezen za različne oblike izražanja pisana na koži. Literatura, film, glasba, od ene do druge je prihajal z velikim zanosom, znanjem, radovedno in ustvarjalno. Kot široko razgledan kulturni delavec je delil svoje znanje in svojo vizijo različnim sredinam našega prostora, dijakom v šolah, filmskim navdušencem, poslušalcem preko radijskih valov, bralcem časopisov s svojimi izostrenimi zapisi, prijateljem in sodelavcem z bogatimi pogovori, duhovitimi komentarji in dragocenimi nasveti. Tudi zgodbi Glasbene matice je dal svoj pečat. Kot mlad fant je študiral violino s profesorjem Križmančičem in dosegel prav dober nivo. Tako je potem več let sodeloval z Glasbeno matico v Gorici kot učitelj teorije in solfeggia. Očitno je bil poklican izobraževanju mladih in manj mladih. V odbor Glasbene matice je pristopil že leta 2002, tako je sodeloval pri vodenju naše glasbene ustanove celih 20 let. Bil je nadvse razgledan sogovornik s širokim pogledom na dogajanja in na odnose v našem prostoru. Ko je šlo za politična vprašanja ali za stike z uradnimi sredinami, nam je bil veliko oporo, imel je vedno uravnovešeno stališče. Ko smo se pogovarjali o odpiranju v okolju, medkulturnosti in o čezmejnih odnosih, so bile razvidne njegove velike izkušnje na drugih področjih. Vsebine je obravnaval in razumeval celovito, iz različnih zornih kotov. Lepo je bilo poslušati njegove komentarje, ko smo izbirali zamisli in projekte za naprej. Njegovo mnenje je bilo vedno deležno posebnega spoštovanja. Bil je pobudnik marsikatere uspešne zamisli. Tako je na primer ob stoletnici Glasbene matice prispeval k izidu in predstavitvi dokumentarnega filma Muzika od Trsta do Trbiža. To je bila produkcija Kino Ateljeja v sodelovanju z RTV Slovenija in deželnim sedežem Raj za Furlanijo Julijsko krajino. V istem obdobju je pripravil in vodil javni razpravi v Trstu na temo glasbeno izobraževanje in glasbena kultura, v Gorici pa na temo glasbeno šolstvo na Goriškem. Veliko je prispeval k našemu razmišljanju o jezikovni politiki Glasbene matice,
ki je bilo v zadnjih sezonah kar živahno, saj smo s težavo določali cilje in strategije. Aleš je imel še najjasnejše pojme v tej zvezi. Pred dobrim letom je odboru predlagal zanimiv projekt, ki ga je odkril v Bruslju. Trst, glasba in njen odsev v umetnosti in literaturi. Ta program je potem res zaživel tudi v Tržaški Mijeli. Razpet med Trstom in Brusljem na sejah upravnega odbora ni bil vedno prisoten. Bil je pa vedno na razpolago po elektronski pošti ali po telefonu, predvsem ko je šlo za kak tehtnejši prispevek za javnost. Pristavil je svoj oseben, širok pogled z določene razdalje, ne samo geografske. Ob zahtevnejših vsebinah smo se vedno vprašali, kaj o tem meni Aleš. Tako smo mu gradivo poslali po mailu in kmalu prejeli nazaj podrobno analizo zadeve z dopolnili. Njegovi komentarji so bili vedno presenetljivi, izvirni, odpirali so nam nove poglede na probleme in na rešitve. V zadnjih 3 letih nam je stanje narekovalo sestanke na daljavo, tako je tudi Aleš redno sledil sejam iz Bruslja. Zadnjič je bil z nami konec oktobra. Ko je bil pa potreben pogovor v živo v teh letih in je bil v Trstu, sva se tudi osebno srečala v kaki kavarni. Tako sva na primer nekaj let nazaj ob kavi modrovala o potezah odbornika Torrentja v zvezi z glasbenim šolstvom, drugič načrtovala jezikovne tečaje, tretjič analizirala temeljni jezikovni načrt. Pa mi je ob kavi na trgu pred Rojansko cerkvijo zaupal o svoji bolezni. Mirno, žalostno, a z besedami upanja. Žal se upanje ni uresničilo. Dragi Aleš, dal si veliko svoji družini, glasbeni matici, našim šolam, našemu kulturnemu utripu nasploh. Veliko si prispeval k kakovosti slovenske kulturne ponudbe v tem čezmejnem prostoru in še dlje. Usmeril si nas k širini razmišljanja, k spoznavanju in sprejemanju različnosti. Pogrešali te bomo, že te pogrešamo. Pogrešamo tvoj izostren pogled na sedanji čas, tvoje prodorne misli o prihodnosti, tvoje duhovite komentarje, tvoje kritične pripombe. Hvala, da si vse to delil z nami. Hvala, Aleš. Anch'io purtroppo ho scritto il mio contributo solo in sloveno, cosa di cui mi scuso, perché penso che Aleš, così aperto e col suo atteggiamento sempre all'insegna dell'inclusività, forse avrebbe apprezzato anche un intervento bilingue, ma io purtroppo l'ho scritto solo in sloveno e tradurrò i passi principali così. Siamo stati colleghi nell'ultimo forse decennio al liceo Presciera, anche se in realtà lo conoscevo da 30 anni, ma ci eravamo frequentati sporadicamente. Aleš. Poznala sva se dolgo, verjetno kakih dobrih 30 let. Videvala pa sva se neredno, včasih bolj, včasih manj pogosto, včasih pa kar nekaj let zaporedoma sploh ne. Ne vem, ali lahko rečem, da sva bila prava prijatelja, bolj bi rekla resnično dobra kolega. Ko si pred kakimi 10 leti dobil stalež na naši šoli, si s seboj v zbornico prinesel neko izzivalno svežino, ki je name, že kar nekam resignirano profesorico srednjih let, delovala kot sunek aprilskega vetra, ki udre v zaprt prostor in nagajivo razmeče pedantno zložene cupe zaprašenih listov. Per me Aleš è stato, quando ha fatto il suo ingresso nella sala insegnanti, è stato come un refolo di vento primaverile che arieggia spazi impolverati. Obdarjen si bil z briljantno inteligenco, široko razgledanostjo in jedkim humorjem, kar je bilo razvidno, komurkoli govoril s tabo le nekaj minut. Ob tem pa si imel drugo lastnost, ki v šolskem ambientu pri generaciji srednjih let,
Zelo redka in sem jo zaradi tega pri tebi še posebno cenila. Imel si tisto sposobnost pogumnega soočanja z modernostjo, ki jo je predsednik Mattarella v svojem govoru ob koncu leta zelo učinkovito predelil s sledečim pozivom. Živeti moramo v svojem času, s strastjo in razumom. Spremeniti moramo pogled, s katerim interpretiramo stvarnost. Naučiti se moramo prebirati sedanjost s pogledom bodočnosti. Misliti, da je spremembo mogoče zavrniti, da se je modernosti mogoče odpovedati, je zgrešeno in varljivo. Spremembe moramo voditi, inovacijo moramo interpretirati s ciljem, da izboljšamo svoje življenjske pogoje. To je Aleš, sem ob predsednikovem izvajanju takoj pomislila. Bil si pogumen. Sprememb se nisi bal in tudi se nisi pustil od njih povoziti, temveč si jih res znal voditi sebi in drugim v prid, morda predvsem drugim. Qui parlo della capacità di Aleš di affrontare con coraggio, piuttosto raro tra gli insegnanti di mezza età, di affrontare la modernità e i cambiamenti. E cito le parole pronunciate dal presidente Mattarella nel discorso di fine anno, in cui invitava gli italiani a guardare al presente, interpretare il presente con gli occhi del futuro e a non temere i cambiamenti. Non lasciarsi sopraffare dai cambiamenti, ma a guidarli per il bene della nostra condizione, delle nostre condizioni di vita. Med učitelji vseh stopenj in šol ni mnogo takih. Marsikdo se ne more prilagoditi na vse prisotnost tehnologije, še manj pa na njen očiten vpliv na kognitivne kompetence sedanje mladine. Sama sodim gotovo v to skupino neprilagojenežev. Ti, Aleš, pa obratno. Z neverjetno prožnostjo si se znal prilagoditi novi situaciji. Drzno si uvajal za licej inovativne didaktične pristope, ki so mi včasih zveneli celo rahlo heretično, a so v resnici bili samo zelo stvarni, trezno prilagojeni spremenjenim okoliščinam. Nisi bil romantik, ki bi nostalgično hrepenel po za današnje razmere neuresničljivemu didaktičnemu idealu, se pravi po preteklosti. Bil si konkreten in prav zato učinkovitejši. Znal si dojeti srž problema in mu najti primerne rešitve. Qui parlo della concretezza di Aleš, della sua capacità, della sua flessibilità, della capacità di cogliere il noccio del problema e di affrontarlo con efficacia. Mnogi se na primer nenehno pritožujemo nad dejstvom, da današnji dijaki ne razumejo več literarnih besedil, a se kljub temu Don Kihotovsko podajamo v zahtevne interpretacije tekstov, kar le stopnjuje nejevoljo dijakov in našo frustracijo. Kako si se pa lotil Prešernove poezije ti? Pogumno in obenem pragmatično si od dijakov zahteval analizo Prešernovih pesmi besedo za besedo, stavek za stavkom, da bodo razumeli pomen teksta. Interpretacija naj pride potem. Drug primer. Zelo pogosto si srednješolski učitelji belimo lase s sumom, da so naloge sestavljene z zloglasno tehniko kopiraj vstavi, ter zagrenjeno brskamo po spletu, da bi ugotovili od kod. Ko sem ti nekoč ob taki priložnosti zaupala svoj občutek nemoči, si me ti presenetil s sledečimi besedami. Ah ne, saj danes ni mogoče tega preverjati. Jaz preprosto ocenjujem sposobnost urednikovanja besedila. Če je struktura solidna in argumentacija prepričljiva, je to dovolj. Nekonvencionalen odgovor, kot je bilo nekonvencionalno tvoje razmišljanje. Qui cito due esempi del modo di pensare non convenzionale di Aleš. Ve li risparmio perché sono cose didattiche.
Spomnim se tudi epizode, ki razkrila bolj človeške, intimne plati tvojega značaja in tvojega pojmovanja medčloveških odnosov. Nekoč sva bila v zbornici sama, ti pri računalniku, jaz pri mizi. Vsak je delal svoje. Nenadoma si prekinil molk in pritegnil mojo pozornost. Ko sem se obrnila proti tebi, me je tvoj pogled iznad računalnika iznenadil. Bil je resen, koncentriran, zaskrbljen. Imel je pridih nujnosti. Vprašal si me, kaj je z mano narobe. Scusate. Aiuto. Da me ne prepoznaš več, da se ti Darja, ki si jo srečeval na pobudah slovenskega kluba, zdela popolnoma drugačna oseba. Uporabil si besedo, ki me je prizadela. Rekel si, da sem turobna. In res sem bila, že dalj časa. Nobene volje nisem imela do pogovora. Toda tvoj skoraj strog pogled, ki me ni nehal izpraševati, me je prisilil, da sem se ti spovedala. Tudi takrat si se v mojih očeh izkazal za pogumnega in čutečega in rigoroznega. Odnos je bil očitno zate nekaj radikalnega. Ali je bil, ali ga ni bilo. In če je bil, je spadalo vanj tudi to, kar nas lahko spravi v zadrego, kar lahko porodi občutek nelagodja in željo, da bi kam zbežali. Tudi zaradi tega sem te cenila. Qui descrivo un episodio che mi è molto caro, di un colloquio confidenziale avuto tra me e Aleš su sua iniziativa, che mi ha molto commosso perché significava che lui davvero voleva avere un rapporto autentico con le persone. Sedaj pa najvažnejše, odnos z dijaki. Imel si vse lastnosti, ki si jih objektivno pričakujemo od dobrega profesorja. Nastopal si samozavestno, šarmantno, bil si inteligenten, izobražen, duhovit, ljubil si paradokse in smele trditve, obenem pa si zelo dobro obvladal svoj predmet. Če je bilo treba, si gotovo znal biti tudi strog. Vse to znajo dijaki ceniti bolj, kot bi si morda človek predstavljal. V šoli velja deontološko pravilo, da se profesori ne smejo z dijaki pogovarjati o svojih kolegih. Kljub temu pa je govorice, mnenja, ocene, prigode vseh sort, ki v šoli in izven nje krožijo o tem in onem kolegu, nemogoče utišati in tudi ne preslišati. Tebe, Aleš, so dijaki imeli radi. Vzljubili so te, ker so čutili, da svoje delo pravljaš z zagnanostjo in srcem. Tvoje ure niso bile dolgočasne, saj si vanjo vnašal svojo pozitivno energijo. Snov si podajal prepričljivo, ne le z besedami, temveč tudi s telesno mimiko, ter jo začinjal s prispodobami in anekdotami, ki so vlivale v zastarele vsebine dah življenja. Bil si tudi odprt za pogovor, rad si sprejemal in odgovarjal na pripombe. Bil si nepristranski. Najbolj koncizno in plastično pa o tvoji priljubljenosti priča kratek pogovor, ki sem ga ob tvojem umiku iz šole imela s prijateljem, očetom tvojega dijaka. Čuj, ma zakaj je odsoten doktorič? Nažalost je bolan. Orpo, mi je žal. Tudi za mojega sina, po pravici povedano. Zakaj za tvojega sina? Insomma, ko je izvedel, da ga letos ne bo več, je rekel, che sfiga, Ara, najboljši profesor. Qui racconto un aneddoto in cui un mio amico, padre di un alunno di Aleš, nel momento in cui Aleš ha lasciato la scuola, mi ha chiesto, ma scusa, perché Doktorič non c'è più? Purtroppo si è ammalato, gli ho risposto. E lui, Orpo, mi dispiace, anche per mio figlio, devo dire la verità. E perché per tuo figlio? Guarda, quando gli ho detto che non ci sarebbe stato più Doktorič, ha detto che sfiga, il professore migliore.
Mi sembra un aneddoto molto simpatico e molto plastico. Dragi Aleš, pogrešali bomo tvoje skrive oči, tvoj pronicljiv pogled, odprtost in preširnost tvojega smeha. Pogrešali bomo tvojo bistro glavo in tvoje veliko srce. Sbogom, Aleš. Ci mancherà di Aleš il suo sguardo brillante di entusiasmo, il suo sguardo anche acuto, l'apertura e anche la spavalderia certe volte del suo sorriso, ma soprattutto la sua testa così intelligente e il suo grandissimo cuore. Addio, Aleš.